1998. Il nuovo aeroporto di Malpensa è pronto al decollo. L'impegno di migliaia di uomini, tecnologie d'avanguardia, efficienza, flessibilità e sicurezza. Finalmente l'aeroporto che il Nord Italia attendeva da anni. Un aeroporto funzionale e moderno per volare nel mondo senza scali. Malpensa, un grande progetto italiano, un grande obiettivo europeo. Fimbro, società di brokeraggio internazionale con sede a Lugano, specializzata nell'intermediazione finanziaria e nella gestione patrimoniale, operante sulle principali piazze mondiali. In collaborazione con 2 importanti broker americani ed inglesi, la Fimbro vi mette a disposizione un team di esperti per assistervi a gestire al meglio i vostri capitali ed operare su strumenti finanziari, valute e borse americane e mondiali. Per ogni informazione chiamateci allo 091 921 1881. Artista a 360 gradi e imprenditore di se stesso. A casa loro incontra questa sera Emanuele Viscuso. 45 anni, palermitano di nascita ma cittadino del mondo nei fatti, Emanuele Viscuso non si pone mai limiti. La routine per lui non esiste e la sua vita lo dimostra. Compositore, commediografo, attore, pittore, poeta e scultore, Emanuele Viscuso si esprime in tanti modi. L'interesse per l'arte in ogni sua forma nasce in lui sin dai primi anni di vita, quando, ancora bambino, ammira il padre scultore che modella soggetti classici ed ascolta la madre pianista e compositrice di musica jazz. Dopo la laurea in legge ed un'esperienza decennale presso l'ufficio legale di una banca, Emanuele Viscuso decide di abbandonare Doppiopetto e 24 ore per dedicarsi completamente alla creatività. E così, sempre partendo dalla musica, sua grande passione, Viscuso dà vita a straordinarie sculture. Attraverso la sua genialità, la musica approda alla scultura, o meglio viene interpretata come concetto scoltoreo di forma e sostanza nell'armonia. Da qualche anno a questa parte Emanuele Viscuso è conosciuto anche come creatore di trompe-l'œil, modulari davvero straordinari. I soggetti sono estremamente raffinati e le biblioteche sono adornate da sculture dello stesso Viscuso. Emanuele Viscuso, dei trascorsi d'attore, una laurea in legge, musicista, compositore e scultore. Ho dimenticato qualcosa? Tutto finisce in tore, autore. Ma quante cose fai? Adesso sono con te sul divano di casa mia, mi piace molto perché è bellissimo stare a parlarti. Io sono uno scultore, faccio cose moderne, ma mi dispiace di non fare cose classiche perché ti chiederei subito di ritratti. Grazie, sarebbe bellissimo. Senti, anche tuo padre era scultore. Era ed è scultore, papà È una questione genetica. Ma l'altro giorno ho letto sul giornale che la sfiga è genetica. C'era una roba così, giù. Forse non solo quella. Nel nostro caso, l'arte. Beh, genetico non so, io però ricordo che da ragazzino andavo da mio padre in studio e adoravo impastare con la creta, lui faceva le cose molto serie, dei busti. Che tipo di opere faceva? Le cose classiche, teste, cavalli, busti, ritratti, vasi, anfore, eccetera. E io lo guardavo con una grande ammirazione. Poi quando faceva cose moderne anche, lui per esempio, c'era una tecnica che fanno a scuola nelle accademie, non l'ha inventata lui, però mi divertivo moltissimo, prendeva un rotolino di creta e lo faceva diventare come un vermicello, poi faceva una spirale a salire e creava dei vasi bellissimi e poi si vedeva tutto questo
questa specie di canestro fatto con la creta che veniva fuori, era meraviglioso. E poi faceva delle teste e io mi sforzavo di capire, fin da allora ero bambino, quale poteva essere il rapporto giusto delle proporzioni tra un naso, una bocca, due occhi, un mento. Già tu pensavi a quello? Io pensavo in questi termini, perché quando a mia volta provavo, capivo che venivano fuori degli sgorbi, quindi cercavo di capire quale fosse l'elemento armonizzante di tutta questa faccenda. Cos'era che creava questa magia? Quindi eri affascinato da queste opere? Beh, certo, ma penso che chiunque sia affascinato dal lavoro di un artista, di uno scultore. Io non conosco nessuno che davanti a uno che lavora la creta, anche che faccia semplicemente un vaso in un tornio, non resti affascinato da questo mondo meraviglioso di arte, di creazione. E allora, bambino, quando ti aggiravi nello studio di tuo padre, cosa avresti pensato che avresti fatto da grande? Insomma, cosa volevi fare? Chi mi chiedeva allora, rispondevi? io dicevo il pittore. Il pittore. Cioè, comunque l'artista, ma non pensavo alla scultura, a cui davo una dimensione troppo grande, perché come avviene spesso, il padre è una cosa irraggiungibile per il bambino, nel senso edipico, cioè il bambino supera la propria immaturità nel momento in cui si identifica, fino a quel punto invece il padre è una figura, è un dio, no? Allora per me la scultura è troppo eccelsa materia per potermi io occupare di scultura, ma di pittura sì, e io dicevo da bambino cosa fa il pittore. Il pittore. Quindi comunque l'artista. Beh, devo dire che hai tenuto fede a quello che era l'intento. Ho tenuto fede dopo anni di deviazione, perché io ho lavorato. Ma deviazioni anche molto particolari, ad esempio hai fatto per alcuni anni persino il banchiere, cosa... No, il banchiere no, magari. No, quasi, no, il bancario, scusami. Il bancario, e io sono laureato in legge e lavoravo all'ufficio legale di una banca. Ho fatto anche altri uffici. Devo dire che è un periodo della mia vita che comunque non rinnego, nel senso, prima di tutto l'ho vissuto, è mio. Secondo, ho imparato a organizzarmi perché in banca e allora devi essere molto schematico, organizzato, preciso, eccetera. Tutto questo che mi serve oggi, anche perché io faccio l'artista in un modo molto, come vedi le mie sculture, loro sono precisione, sono legge. Il fatto che io abbia una laurea in legge, anche quello, sicuramente c'è una legge che regola l'organizzazione di questi moduli da cui è composta la mia scultura. E quindi fa proprio parte del paradigma del mio personaggio per intero, cioè non è assolutamente da disconoscere questo, anzi. Cos'è per te la musica? Bella domanda. Musica, diceva Leibniz, est occultum calculum, è un calcolo che non si sa che stai facendo, ma lo stai facendo. Nel mio caso è proprio così, perché quando parlo di musica, parlo della mia musica, parlo della scultura, che sono parenti. Anzi, proprio nella scultura viene evidente questo, io le monto da sole, cioè non faccio un calcolo.
però viene automaticamente come se le avessi calcolate, perché viene l'armonia che tu cogli visualmente. E quindi la musica sicuramente ha una natura matematica, assolutamente, ma è solo uno degli aspetti della musica, quello della matematica. Diceva Schopenhauer che se fosse soltanto questo allora sarebbe facile, basta fare dei conti, uno fa musica. In realtà poi c'è musica e musica, allora c'è la parte pathos, che anche lì potrebbe essere una scelta di una matematica piuttosto che di un'altra matematica, valla a capire. Comunque, io non faccio i calcoli, così li faccio. Viene da sé. Occultum calculum. Tu sei pianista, compositore. Non sono pianista, magari fossi pianista, suonerei bene i pezzi degli altri, invece suono bene i miei, così se sbaglio nessuno se ne accorge. Senti, nel tuo curriculum musicale anche una commedia. Una commedia che ha un Commedia titolo musicale. che è stato forse un presagio, un buon sì. augurio. La banca dei sogni. L'ho scritta quando ancora lavoravo in banca e sognavo di fare il musicista. Allora ho scritto una storia in cui questo impiegato di banca, sognando di fare il musicista, aveva fantasie artistiche durante tutto il giorno, poi ne succedevano anche delle belle. È stata un'esperienza divertente perché io poi l'ho portata a teatro, ho impersonato quel personaggio e non ti dico come mi sono sentito mentre recitavo la mia storia e tutti i colleghi che mi battevano le mani. Una storia che poi ancora stavi vivendo, quindi creatore, compositore, era una storia autobiografica, l'hai interpretata? Sì, ho interpretato me stesso e ho parlato del futuro, che poi è quello che si è verificato. Ma si è verificato perché io l'ho fatto succedere, Dio santo. Dopo 10 anni di banca mi sono stufato, ho dato le dimissioni, ho detto, beh, vediamo, di qualche cosa vivrò. Se Dio mi ha voluto al mondo, non mi devo preoccupare, il cielo si occuperà di me. Io mi devo solo occupare. Il mio motto è quello, non bisogna preoccuparsi, ma occuparsi. E poi tutto viene da sé. Ci sono stati anche 2 dischi. Come sono nati e quando sono stati? Ho avuto delle collaborazioni con dei cantanti americani. Uno si chiamava Brando e per lui ho scritto un pezzo che si intitolava Round and Around, che nasceva come una musica classica, era così. Io purtroppo non so cantare, ma facevo così. Round and around spins my mind tonight, round in a whirlpool of sounds and light. Mi fermo qua perché già la gola non ce la fa. Ed era la storia di un ubriaco, la ballata di un ubriaco. La cantava questo Brando in inglese. Poi il secondo pezzo l'ho fatto per Jack Bezart, che è il figlio di Richard Bezart e di Valentina Cortese, e si intitolava Harry's Bar. Ed era una musica molto diversa, un po' ragtime così. Vabbè. Quale delle tue composizioni ti ha dato maggiore soddisfazione? Il mare, perché l'ho scritto quando sono arrivato a Milano, mi mancava il mare, io sono nato a Palermo, poi ho vissuto a Napoli, figurati come mi mancava il mare, me lo sono fatto in casa e ho scritto questo pezzo onomatopeico. E tu mi dici soddisfazione, sì, a livello intimo, certo, ma è uno dei pezzi che piacciono anche di più quando io lo suono in pubblico di quelli che fa, perché tutti lo sentono, le ondate, la vita sottomarina, la schiuma del mare, il ritmo, anche la violenza del mare, così. Tutto era chiuso nella tua musica. Tutto era chiuso in 7 note, guarda quante cose si possono fare con 7 note. Attraverso le tue mani le note diventano musica e la musica diventa scultura. Sì, e la scultura diventa altre cose, diventa design, diventa sogno. Sai che ho iniziato le mie sculture proprio in sogno? Le sognavi? Avevo fatto una collezione di disegni che gli altri avevano chiamato, non io perché io non sapevo cosa stavo facendo. I miei amici critici d'arte mi hanno detto questa è la tua musica che viene fuori in un'altra maniera, erano delle vibrazioni però disegnate queste, armoniche, carine. E a un certo punto io una notte ho sognato una collezione di sculture che derivavano da quello.
Non sapevo come realizzarle perché non era facile, era un sogno e poi era una cosa che non capivo bene nemmeno io. Sapevo solo che erano modulari, per cui io per un anno sono andato in giro alla ricerca del modulo che mi permettesse di creare questa... Di dare vita a questa scultura che tu sognavi. E allora moduli ne ho visti di tutti i generi, cominciavo con le cose piccole e finire con le cose grandi, mi sono fatto chilometri di negozi di minuterie metalliche, andavo nelle industrie, nelle aziende, ricercate. Finalmente l'ispirazione è venuta con la cosa più semplice del mondo. Cioè? Una graffettina per l'imballaggio. Una graffetta per imballaggio. Quelle AC sono le graffettine piccole anche che si fanno i punti di carta, ci sono quelle un po' più grandi per l'imballaggio che sono quelle che ho usato e da questo modulo AC mettendolo assieme ho visto che veniva fuori tutto un movimento incredibile e ho fatto tutta una collezione di sculture, ti faccio vedere questa per esempio, che si chiama modulo primigenio, che è fatta da questo modulo, il primo messo giù per primo e gli altri che sono appoggiati sul primo, entrando di qua e salendo di là, e sali ed entra, e sali ed entra, viene fuori tutta una roba che io non me la immaginavo neppure quando l'ho creata, si è creata da sola, era come se preesistesse, io le ho dato solo l'input, poi lei è venuta fuori, per quello io le chiamo anche sculture nella quarta dimensione, che è il tempo, loro già esistevano prima che io le creassi, è strano, ma è così. Attraverso il domani questo modulo che tu hai trovato Sì. prendono Allora, vita. questa è la prima, la più semplice, poi da lì a complicare sono arrivato a fare anche delle strutture complicatissime, tipo questo che è un grande padiglione, cioè qui è piccolo, ma immaginatelo grande, questo è un padiglione che se fosse realizzato sarebbe una struttura architettonica estremamente particolare, molto unica, mi scusi. Sono le graffette di cui parlavamo. Graffette, ma in piccolo è una bellissima corona, io ti incorono, regina dell'arte e dell'ispirazione. Sono veramente bellissime. Grazie. E così tu hai iniziato a dar vita a queste opere man mano dalle graffette sei passato al legno, a queste strutture poi e poi... ad altri materiali, per esempio alla Malpensa c'è una mia scultura lunga 16 metri che è fatta di assi di alluminio appoggiate una sull'altra, poi imbullonate, e quella lì alta 2 metri, lunga 16 metri, come una grande ondata di alluminio, è interessante, si chiama onda ponte sull'immaginario, onda trattino ponte sull'immaginario, perché viene fuori un'immagine come fosse di un ponte, ma anche di un'onda, sai, con le campate dei ponti, Sì. E adesso che fanno Malpensa 2000 magari la sposteranno, non so, la toglieranno, boh, speriamo di no, magari mi chiederanno di farne un'altra. Ma ti voglio far vedere degli altri progetti con le graffettine, che sono addirittura progetti di palazzi e di grattacieli. Addirittura? Sì, perché un artista non deve fermarsi lì, deve inventarsene tutti i giorni una. Ecco, questa è, sempre fatta con le graffettine, una piramide obliqua. Ci mettiamo vicini del grande padiglione, così cominciamo a fare Una città. una città della musica. Una città di musica, come progetto è bellissimo. Guarda, questo è un grande grattacielo con grandi terrazzamenti, tutti molto armonici tra di loro. Pensa se ci fossero dei giardini pensili ogni tot piani, per cui tutti gioverebbero di un bel giardino, del sole, delle piante. Certo. Oggi le tue opere sono esposte in gallerie, musei nazionali e internazionali, permanentemente insomma, in musei molto importanti, e poi fanno bella mostra di loro anche in salotti di personaggi importanti. Beh, non posso farti un elenco completo perché non mi ricordo più neppure io, ma delle opere pubbliche sicuramente quelle che mi ricordo subito sono intanto la Malpensa a Milano. A Milano c'è anche il Museo d'Arte Paolo Pini, che si chiama MAP, che è un'esperienza meravigliosa in quanto il Paolo Pini è un ospedale psichiatrico e hanno creato una zona museo all'interno dell'ospedale psichiatrico in cui grandi artisti sono stati chiamati a collaborare portando proprie opere, e tutto questo fa un po' da stimolo ai malati, un po' da museo, visitabile anche dall'esterno, una cosa meravigliosa, un'esperienza unica al mondo, io credo.
Cos'altro? A New York, alla Comit, Banca Commerciale Italiana, c'è un mio pezzo nella hall, altre collezioni pubbliche. Sto preparando una grande mostra a San Paolo, si pensava di farlo al Museo d'Arte San Paolo, MASP. Resterà chiuso per circa un anno per ristrutturazione, quindi si farà altrove, però sarà curato dai curatori del MASP. Al MASP, già comunque dentro il museo, io ho già realizzato in quest'ultimo viaggio delle sculture che sono nate dentro il museo. Questa è una cosa un po' particolare, perché di solito la scultura viene creata nello studio o altrove, poi viene portata nel museo. E invece quella hanno preso vita proprio lì. E quelle sono nate nel museo. È stata una cosa che mi ha molto divertito, che ha divertito anche i curatori che le vedevano crescere davanti ai loro occhi, come vengono fuori queste cose strane. E poi dicevamo anche le collezioni private, ad esempio Mikhail Gorbachev, Frank Sinatra, Liza Minnelli, Ethel Kennedy e tanti altri ancora. Hai imparato a memoria? Bravo. Ci sono alcuni di questi nomi nei miei cataloghi perché loro sono personaggi importanti. A Gorbachev è stata regalata dal Comune di Milano quando venne in visita qui. Ethel Kennedy, che è una mia amica personale, è venuta anche a Milano in occasione di varie cose, soprattutto per la fondazione creata per suo marito. E Liza Minnelli è un'altra artista, divina lei. Io l'ho vista in diverse occasioni, ho cenato con lei in diverse occasioni, è di una grande simpatia, umanità e disponibilità. E ha questa qui piccolina a New York, Pegaso, è una gemella di questa. E invece Frank Sinatra c'è un papillon, scultura, mio, fatto sempre con le solite graffettine che io indosso, ce n'ho uno anch'io naturalmente, in certe occasioni particolari, con lo smoking. Si può indossare? Certo, è una cosa da indossare, è un papillon scultura. E poi c'è anche del design, vedo. Sì, qua c'è alcuni degli oggetti che io ho potuto creare partendo dalle mie sculture. Questa è una poltroncina. Questo è un letto con la base della stessa poltroncina. Questa è un'altra poltroncina ancora che si chiama Poiesis. E poi ci sono altri oggetti. Mi piacerebbe fare dalle poltroncine ai palazzi, ma piano piano. Queste invece sono sculture. Questa si chiama Bonjour Paris ed è, come vedete, la Torre Eiffel che si inchina al mattino salutando l'intera città. Bonjour Paris. Questa è ancora piccola, speriamo di farla grande. È una di quelle che non sono ancora cresciute. Noi ti abbiamo sentito al pianoforte, abbiamo sentito la tua musica, abbiamo visto e ammirato le tue opere. Ma tu ti senti più musicista o più scultore? Sai, le muse sono sorelle, mi sento artista, come prima ti dicevo, ma tu di cosa ti senti? Sei nato a Palermo, poi hai vissuto a Napoli, poi vivi a Milano. Io mi sento italiano e il bello è quello che praticando tutta l'Italia, vedendo i pregi e i difetti di ognuno, ho potuto vedere come ogni posto è bellissimo, ogni persona è meravigliosa, i difetti sono difetti comuni che l'uomo, che non ha il siciliano o il milanese o il napoletano, ma è l'uomo, e ha allo stesso modo i pregi, così posso dirti l'arte. Ci sono tanti modi in cui le cose possono venire fuori. Io mi rifaccio al linguaggio scientifico e amo definire le mie varie manifestazioni artistiche come i diversi stati allotropici della stessa sostanza. Quindi la grafite piuttosto che il diamante, ma è sempre carbonio, l'acqua piuttosto che il vapore o il ghiaccio, ma è sempre H2O. Però sono diversissime, però è la stessa cosa. Emanuele Viscoso è famoso anche per i suoi tromplò modulari. Sì, oddio, speriamo di essere sempre più famoso per questo, perché è una collezione di design, di carta da parati alla fine, però io essendo scultore mi sono inventato una carta da parati spettacolare, tridimensionale, e qui ci sono queste colonne. Il trompe-l'œil che c'è dietro l'ho fatto io, è un mio trompe-l'œil originale fatto sul muro. Tra poco però verrà anche lui stampato in modo da creare questo effetto del mare, il cielo e anche i mosaici sopra. Le colonne già esistono, sono in vendita in tutti i negozi. E tu ti occupi quindi della creazione
Anche della... creazione, produzione e distribuzione, che è la parte che tutto. meno amo, perché io sono un artista, stare lì a vendere mi scoccia, però all'inizio lo devo fare. E comunque ci sono ottime premesse per farne proprio un'azienda interessante. E gli ho dato il mio nome, Emanuele Viscuso. Emanuele Viscuso ha firmato tante stimolanti iniziative culturali. Io vorrei parlare dei mercoledì dell'arte. Mercoledì artistici era Mercoledì una artistici. cosa molto divertente che facevo qua a casa mia, in questa casa che ne ha viste di cotte e di crude in 20 anni in cui ci abito. Ogni mercoledì open house arrivava di tutto, artisti. Per cui, ma non è che si venisse qui a fare chiacchiere e basta, arrivava il pittore, arrivava il poeta che poetava, il cantante che cantava, il danzatore che danzava, l'artista che si esibiva, il pianista che suonava, e venivano dei trii dalla Scala, dall'Orchestra Sinfonica della Rai a fare concerti, pianoforte, violoncello, violino, non so, arrivava Franco Battiato col suo ultimo disco, Alice idem, Carlo Castellaneta con l'ultimo libro, era bellissimo. Poi ho deciso di chiudere perché non ce la facevo più, era diventato un appuntamento a cui tutti avevano deciso di non rinunciare, ma lo spazio è quello che è, le energie mie erano quelle che sono, per cui frequento ancora queste persone, ma a poco. Ed ora c'è un salotto più allargato, un salotto via internet. Ah beh, quello chiunque può collegarsi, perché basta digitare il mio indirizzo che è viscuso.it, sì vabbè, http viscuso.it, c'è tutte le musiche, le sculture, le carte, Si può trovare tutto il mondo Viscuso. tutto il mondo, che poi si va ampliando, ogni giorno aggiungo qualcosa e spero di farne un sito divertente, anche educativo. E poi, beh, visitatelo perché non vi pentirete. Cosa c'è nella tua arte? Cosa vuoi trasmettere? Quale messaggio attraverso le tue opere? Il messaggio c'è sempre, oddio, non sempre, ma in questo caso penso che ci sia. Tutte queste modulazioni armoniche che ti dicono una tensione che preme verso qualche cosa, uno sforzo organizzativo che diventa armonia. Se tutti a livello sociale, umano, ci organizzassimo, anziché fare uno contro l'altro, uno a fianco all'altro, potremmo creare delle cose meravigliose. Una società armonica è una società meravigliosa. Le mie sculture sono belle perché sono armoniche, se no potrebbero simboleggiare il rumore o il suono distorto, invece simboleggiano la musica perché vogliono simboleggiare l'armonia. E penso che essendo ognuno di noi in fondo un modulo, e poi il modulo di comportamento, tutto questo si può applicare alla società. Penso che è società meravigliosa quando tutti armonizziamo i nostri comportamenti. Questo è il messaggio. Un'altra cosa carinissima che tu hai inventato, che hai fatto, è la scultura da viaggio. Ah, la scultura da viaggio! Questa l'ho appena L'arte fatta. sempre con L'ho voi. appena fatta perché un editore in Brasile voleva, dopo un'intervista, regalare ai lettori una mia scultura. E io ho detto, dice, ma puoi fare un origami? E mi sono inventato una serie di origami. Eccoli qua. Questa è facilissima da portare e da trasportare. Ops, anche da cadere. Straordinaria. Ci vorrebbe una luce laterale per farla. Bene, è da viaggio, ha voluto viaggiare.